Buongiorno, Sì. oggi scacciamo olive. Mia moglie scaccia e io levo un ozzolo. Facciamo l'oliva scacciata, come una volta, ai tempi vecchi. I tempi moderni è diversa. L'olive io ci devo un ozzolo. Questa pietra non so quanti anni ha, l'ha scolpita mio nonno. Oggi la utilizziamo per scacciare le olive. Che deve stare così. Così si fanno. I miei tempi. In acqua si devono mettere. No, Lasciarle meno 4 giorni. 4 giorni ogni mattina si cambia l'acqua. Dopo Procede. 4 giorni, se sono dolci, si mette sale, si mette reno, si mette finocchio, peperoncino e cuore ci mettiamo pure l'aglio. E poi si possono consumare come? Sì, subito. Subito? Subito. Dopo sì, 4 subito, giorni? sì. No, si possono mangiare subito. Subito. Si può Si mettere anche possono dentro il mettere congelatore. un pochino d'olio per bene contro una boccia e durano benissimo. Io a 6 anni ero su con mia mamma a cogliere l'olive sotto al labbro e mi davano 10 lire o tumulo. E l'ultimo anno che ho raccolto le olive, ho fatto raccogliere le olive 45 giorni. Noi non usiamo olio di semine per friggere e niente, sempre olio d'olive. Ogni mattina cambiare l'acqua per 4 giorni. Se sono dolci, si consumano. Il tempo che devono stare nell'acqua dipende dalle varietà delle olive. Ci sono olive, quelle nostrane, 5, 6, 7 giorni vanno bene. Ci sono altri olive tipo il nocellaro, diciamo, è un olivo diciamo, più consistente, più corposo e giustamente impiega 1 o 2 giorni in più. Le olive naturalmente vengono scelte perché noi sono olive biologiche, non sono trattate, quindi non è che le prendiamo tutte. Prendiamo quelle più grosse, sono biologiche, quelle che sono toccate dalla mosca non le prendiamo naturalmente perché durano molto poco. Adesso vediamo, mettiamo l'acqua là dentro e dopodiché facciamo vedere come il procedimento, come condiamo le olive noi a modo nostro, perché ci sono svariati modi per poterle. Noi facciamo vedere il nostro metodo, come le abbiamo fatti sempre noi. E qui avete anche lo schiaccia olive di legno. Sì. Ora Sì, facciamo vedere ora- pure questo. Oh, bravo. Una volta si utilizzava sempre la pietra. Sì. Quindi si aggiunge l'acqua. Sì, acqua abbondante. A temperatura ambiente, sempre. Hai visto? Così si fa. Questi naturalmente si fa prima e antischizzo. Ormai ci sono diversi modi. E allora iniziamo, mettiamo un po' di sale. Mettiamo origano. Quanti ricordi, vero? Quanto. Che piano che vi sono sta gioventù d'oggi. Tutti questi passi. Speriamo che continuino. Continuiamo con il finocchietto selvatico che non può mancare, ha un aroma il finocchietto selvatico che tutti penso che conosciamo, quindi dà un tocco più alle olive. Mettiamo naturalmente i semi, il periodo adatto è questo periodo, come potete vedere già questo è bello pronto, ingranato noi diciamo. Cioè i semi sono già belli pronti da poter per fare la conserva poi per l'inverno, per farsi i canerini. Con il finocchietto si mette nel sugo, in inverno carne di maiale, sugo eccetera eccetera, mettiamo anche il finocchietto selvatico, lo utilizziamo dico in svariati modi. Ora mettiamo un pochettino di peperoncino dei 7 anni, questo viene chiamato così, questo in genere dura 7 anni, lo possiamo lasciare in un vaso dove li piantiamo e per 7 anni lui produce. Non è un peperoncino piccante. Togliamo la parte interna, lo svuotiamo e lo mettiamo a pezzettini qua dentro, perché questo poi ce lo possiamo mangiare, visto che non è tanto piccante. Questi invece sono peperoncini quelli piccanti, infatti ne mettiamo un pochettino meno perché altrimenti poi Gioventù non Non ne fa vuole. niente. Non ne vuole questo travaglio. adesso mamma dà una bella mescolata, eventualmente aggiungiamo un pochettino di sale
Naturalmente chi lo preferisce qua dentro ha anche l'aglio. Questo è a sentimento, sono gusti, ognuno giustamente li condiamo a modo nostro. Eventualmente poi si assaggiano, se ci vuole qualche ingrediente in più, finocchietto, origano, qualcosa in più, poi si aggiunge naturalmente. Queste ora, un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che sale un pochettino, si scioglie, si amalgama l'oliva e già sono pronte. Ma si possono già gustare Sì, così? sì, tra si una possono mezz'oretta, gustare. sì. Già anche possono così si gustare. possono gustare, però aspettiamo un quarto d'ora, mezz'ora, il tempo che si scioglie un pochettino il sale, un'altra mescolata e già li possiamo utilizzare. Così come sono questa varietà li possiamo lasciare anche 8-10 giorni, perché dipende sempre dalla varietà. Se li mettiamo in frigo, anziché 8-10 giorni dureranno 15. Qualcuno magari li congela e qualcuno magari li mette poi sott'olio. Sott'olio naturalmente li mettiamo, se uno li deve mettere sott'olio, in un contenitore, in una boccia, e possono durare anche un anno così. Da piccolini si iniziava già a raccogliere le olive Sì. e poi si A coccio schiacciava. a coccio in terra. Tutti. Quindi non c'erano le reti una volta. Io credo manco loro- che domani ce n'erano. Queste sono le olive raccolte, bisogna scegliere le verdi. Sì, li scegliamo perché, come ho detto, sono olive biologiche, quindi sono prive di trattamenti. Scegliamo le migliori, li schiacciamo, li teniamo in ammollo con acqua a secondo, come ripeto, della varietà, 5, 6, 7 giorni, anche 8. Questi qua per esempio impiegano molto di più per addolcire, quindi noi li mettiamo anche 8-10 giorni. E dopodiché vengono condite e possono essere già consumati. Questi, come ripeto, già sono 5 minuti, ma fra 5 minuti già il sale si è sciolto, quindi li possiamo gustare. Eccezionale, già i profumi, i sapori che si sentono, diciamo, qui a portata di mano. Però oltre questo olivo che è schiacciato, favoloso, qui davanti proprio, se guardiamo, c'è un albero di olive nere. Quelle olive vengono anche trattate, messe in soppresso con gli stessi aromi e compagnia bella, e un altro aperitivo, diciamo, chiamiamolo, i nostri belli aperitivi, quale apericena di cose inutili, ma abbiamo i migliori prodotti del mondo. Quelle sono olive nere, vengono messe, diciamo, in un tinozzo di legno o anche di ceramica, con l'alloro, con l'origano, con i peperoncini, con tutti quegli aromi siciliani della nostra bella terra di Sicilia, anzi io dico, consentitemi, del continente Sicilia, perché noi siamo un continente. E poi più avanti, grazie anche all'amico Filippo, forse ve li faremo assaggiare. Ti facciamo vedere gli ingredienti che abbiamo utilizzato nuovamente: peperoncino di 7 anni, peperoncino piccante, finocchietto selvatico, origano e sale. Qualcuno mette il sedano, mette la carota, mette l'aglio, questo è a sentimento, a piacere. Noi queste come si faceva una volta. Ma sono così rassi e scacciati, una bellezza. Sono già buone così. Noi ci siamo permessi di incominciare a gustarli. da Guardi, sale. oltre le olive, guarda che mano di Non lavoratrice. cuocio pure. Di lavoratrice.